Una serata per riflettere e capire meglio quali sono gli interessi e i flussi economici che alimentano le guerre e cosa si può fare per limitarli. Sabato 25 luglio alle 21 al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante è in programma la proiezione del documentario Articolo 11 L'Italia ripudia la guerra, realizzato da Simona Tarzi e Fabio Palli e presentato nell'edizione di quest'anno del Riviera International Film Festival. Il concetto che sta alla base è che la guerra inizia prima e molto lontano da dove le armi vengono usate. Racconta dove la logistica delle armi si mescola ai flussi del commercio globale e segue i portuali che decidono di fermarla. La proiezione è stata organizzata dall'iniziativa popolare Mettiamo insieme un'ora per la pace dalle parrocchie del Vicariato di Sestri Levante e Casalza Ligure. Come cristiani oggi mi pare che il vescovo di Napoli, l'arcivescovo Battaglia, sia una voce profetica come era stato il Papa Francesco. Ecco, noi cristiani dobbiamo opporci a questa logica, la gestione appunto armata dei conflitti. Allora ogni anelito, no, delle coscienze religiose e non, che appunto si oppone a questa logica, credo che vada ascoltato, vada valorizzato e vada anche molto condiviso. Quello che è importante, che ci accomuna, è la volontà di portare l'attenzione sul tema della pace e della non violenza, di portare l'attenzione verso tutti i teatri di conflitto dimenticati di cui si tace attraverso i canali di informazione principali e di cercare di dare un'altra informazione sulla realtà dei conflitti. L'informazione che riceviamo dai media mainstream è quella di un conflitto che può essere gestito solo attraverso la violenza. Non viene dato nessun riscontro a tutte le realtà in cui persone dai ambo i lati del conflitto cercano di perseguire insieme la pace. A promuovere l'evento anche Zucchero Amaro, Libera, Emergency e Sestri Città Aperta. Dopo il film ci sarà un momento di dibattito e confronto con i due registi del film e l'esperta di diritti umani Arianna Briganti. Ci aiuterà a ragionare su come le proteste dal basso, ad esempio le azioni dei portuali che a Genova, a Livorno e in altre città hanno voluto mobilitarsi per stoppare il traffico degli armamenti, possano essere trasformate in proposte di leggi e avere un impatto sulle istituzioni, in particolare riconoscendo il principio dell'obiezione di coscienza.